benvenuti alla TG Sicilia, le principali notizie. Catania, offensiva contro i parcheggiatori abusivi di Corso Sicilia. Blitz del sindaco trentino e della polizia municipale per constatare i danni alle auto e alla cassa automatica della MTS. Dopo i nostri servizi, prime risposte, arrivano controlli e parcometri. Sotto inchiesta per truffa a Catania gli studi dentistici della Visodent. Centinaia i siciliani che lamentano di aver pagato fino a 15.000 euro per impianti mai iniziati, incompleti o con danni permanenti. Reazioni indignate dopo la soluzione del docente universitario che palpeggiava le studentesse, assolto dal Tribunale di Catania perché, testuale, non è certo che lo facesse volontariamente. La procura, che aveva chiesto 8 anni, presenta ricorso, interrogazione in Parlamento, così si scoraggiano le denunce. A Catania al lavoro il nuovo prefetto Pietro Signoriello, pronto ad affrontare le emergenze, dice, di una città complicata. A Santa Flavia, nel Palermitano, un 17enne sullo scooter senza casco non si ferma all'arte e investe un carabiniere, arrestato. A Monreale c'è chi si traveste illegalmente da fantasma con un lenzuolo in testa per liberarsi illegalmente dei rifiuti. A Palermo sit-in di CGIL e PD davanti all'assessorato per una sanità migliore che abbatta drasticamente le liste d'attesa. Affitti brevi, cade il divieto della prenotazione su internet senza contatto diretto con il proprietario. Nel settore extra-alberghiero riammesso l'uso delle key box, le cassette a combinazione per il check-in autonomo. Catania, dopo i danni alle auto e il pizzo imposto sulle strisce blu in Corso Sicilia, arrivano le prime risposte. Previsti maggiori e nuovi parcometri. Ad accendere i riflettori sul problema sicurezza sono stati anche i nostri servizi denuncia. Tonino De Mana. Noi vogliamo che qua si appenda una bandiera italiana, ma non come segnale di sovranismo o di altro, ma di rispetto delle regole, di rispetto della nostra civiltà. La consegna del tricolore al presidente di AMTS Salvatore Vittorio da parte di Pietro Ivan Maravigna, portavoce del comitato residenti di Corso Sicilia, è un atto simbolico, ma al tempo stesso di grande significato. L'obiettivo è riportare decoro e legalità in un luogo, il parcheggio AMTS di Corso Sicilia a Catania, ostaggio di bande di extracomunitari specializzate a chiedere il pizzo sulle strisce blu, e se non paghi, come abbiamo dimostrato, sono dolori. E mentre si acquisiscono le immagini delle telecamere per risalire ai responsabili del danneggiamento su questo SUV, il sindaco trentino, intervenuto sul posto insieme al comandante della polizia municipale Peruca, prende atto della situazione. Qualcosa la dobbiamo fare. Non mi piace, e chi mi conosce lo sa, parlare di questioni anche etniche, però un dato di fatto è che qui abbiamo un parcheggio che questa mattina ha preso a essere suddiviso per etnia a secondo del giorno della settimana, che diventa la causa poi di quello che noi vediamo, che poi sono quelli che compiono questi danneggiamenti per prendersi le monetine e comprarsi la dose. Vigilanza e non solo, come evidenzia Maravigna. In quello custodito ci sono 68 posti, in questo 87 incustodito, quindi vorremmo capire anche i criteri di razionalizzazione della spesa dei soldi pubblici. Il ruolo di AMTS in questa vicenda ovviamente gestisce questo parcheggio perché la proprietà del terreno è del Comune di Catania, a differenza di quello che è in via Luigi Sturzo. L'obiettivo è tenere alla larga i parcheggiatori molestatori e la soluzione potrebbe essere quella di bloccare tutti i sistemi di automazione, collocare un parcometro e quindi diventare questo sito come il parcheggio strisce blu sulle strade. Il resto lo dovranno fare le forze dell'ordine.
E seguiremo gli sviluppi di questa vicenda naturalmente. Adesso un'altra storia, centri dentistici chiusi da un giorno all'altro, sono centinaia i pazienti rimasti senza cure e con prestiti aperti con le 7 filiali siciliane di Visodent sotto inchiesta per truffa a Catania. La rabbia di assistiti e dipendenti che non hanno avuto più notizie, raccolta da Desiree Ferlito. Era la prima volta 9.004 più o meno, la seconda volta altre 4.800 euro, altro finanziamento. Mi hanno detto la richiamiamo la prossima settimana, ma la prossima settimana loro hanno chiuso e siamo rimasti tutti fregati. Letteralmente spariti nel nulla, lasciando centinaia di persone con cure non terminate, nonostante i corposi anticipi già versati, nonostante i finanziamenti ancora attivi. Parliamo degli studi dentistici Visodent, 7 centri in Sicilia, da Catania a Palermo, Modica, Trapani e Messina, tutti chiusi da un giorno all'altro. Lei intanto continua ancora a pagare questo finanziamento? Non hanno mai iniziato il lavoro, è la seconda rata che io sto pagando. Entrare nella chat Truffa Visodent Sicilia è aprire un mondo. Pazienti truffati con lavori mai iniziati o incompleti o con danni purtroppo permanenti, tutti inferociti chiedono giustizia. Una volta recatemi in sede mi rendevo conto che la stessa era chiusa da giorni, che quindi ero stata truffata, ritrovandomi a dover pagare un finanziamento senza aver mai ottenuto la prestazione desiderata. Protesi provvisorie e finanziamento da estinguere. Quindi prendiamo atto del fatto che questi nottetempo hanno chiuso baracche e burattini e sono fuggiti. Nel gruppo poi anche dipendenti che si sono ritrovati a dover gestire l'ira dei pazienti e con stipendi non pagati. C'è stato un momento in cui io stessa mi sono trovata molto in difficoltà con l'agendare i pazienti, prendere gli appuntamenti successivi, stabilire bene gli interventi da iniziare. Io, non essendo più dipendente appunto della clinica, l'ho trovata chiusa con tantissime scritte. Sono andata a parlare con un vicino e addirittura mi ha detto di scappare immediatamente perché sarei stata linciata dai pazienti, i quali non sono neanche stati avvisati che le cliniche erano chiuse. Questa è la sede di Via D'Annunzio. Sulle vetrine qualcuno ha scritto "Occhio, sono truffatori". Previsti una pioggia di ricorsi. In tanti si sono rivolti all'associazione di consumatori per chiedere almeno la sospensione dei prestiti. Indignazione per la sentenza shock del Tribunale di Catania che ha assolto un docente universitario dall'accusa di violenze sessuali su 7 studentesse. La procura presenterà ricorso. Per la vicenda il professore era stato licenziato dall'università. La senatrice di Italia Viva, Daphne Musolino, annuncia un'interrogazione parlamentare e chiede l'invio di ispettori. Ascoltiamola al microfono di Lorena Dolci. La sentenza del Tribunale di Catania di ieri sulle denunce di 7 studentesse contro il professore, il docente di medicina per molestie sessuali e atti di violenza sessuale, che hanno trovato sostanzialmente conferma quanto alla esistenza dei fatti e che poi invece hanno portato all'assoluzione dell'imputato perché non si sarebbe raggiunta la prova della mancanza del consenso, dimostrano che evidentemente c'è da fare un percorso importante e urgente sulla formazione dei magistrati. Per questo motivo presenterò oggi stesso interrogazione al Ministro e chiederò l'invio di ispettori, perché davvero sentenze come queste non soltanto ci indignano, ma rischiano di vanificare tutti gli sforzi che stiamo facendo in Parlamento per modificare, per migliorare e sensibilizzare anche la legislazione in questa materia, perché davvero le vittime a questo punto potrebbero sentirsi abbandonate a se stesse e quindi non avere più assolutamente neanche il coraggio di denunciare i fatti di cui vengono fatti oggetto. È insediato il nuovo prefetto di Catania, Pietro Signoriello. Si dice pronto ad affrontare le emergenze di una città che definisce complicata. Eva Spampinato. Sono romanticamente innamorato della Sicilia e quindi insomma mi innamorerò a poco anche di Catania, ne sono sicuro. Pietro Signoriello guarda con romanticismo alla nuova città che è impegnato a guidare dalla poltrona di prefetto, ma anche con rigore e programmazione, come ha raccontato questa mattina alla stampa riunita nella sede di Via Prefettura a Catania dopo un lungo incontro con la dirigenza della questura. Credo che comunque in qualche modo il prefetto e tutta la prefettura debba in qualche maniera essere una rete di confluenza, di
tutta una serie di azioni da parte di altre istituzioni, da parte del contesto del terzo settore, da parte di tutto il mondo che in qualche modo interagisce con il contesto sociale della comunità. In una città segnata da contraddizioni profonde, tra bellezze storiche e piaghe sociali incancrenite, l'insediamento del nuovo prefetto rappresenta più di un semplice cambio istituzionale, è una sfida diretta al cuore delle emergenze che stringono Catania in una morsa. Crimine organizzato, degrado urbano, disagio sociale, tensioni migratorie. Oggi c'è stata una grossa operazione in Corso Sicilia, ovviamente non possiamo non parlarne, anche perché riguarda davvero i cittadini da vicino. E io questa mattina ho cominciato ad avere i primi momenti di contatto con le forze di polizia. È chiaro che questa fase iniziale per me sarà una fase di grandissimo ascolto per la migliore comprensione delle dinamiche che riguardano il territorio anche da un punto di vista criminale, per poter poi mettere a punto le migliori strategie di prevenzione e contrasto. Signoriello ha invitato cittadini, istituzioni e giornalisti a fare rete e ad essere resilienti. La sfida sarà quella di provare a dare un nuovo volto alla legalità in una delle città più complesse del Mezzogiorno. Adesso a Santa Flavia, nel Palermitano, non si ferma all'alto, era su uno scooter e senza casco, investe un carabiniere ed è stato arrestato. Aveva 17 anni e accusato di violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Marco Gullà. Non si ferma all'alto dei carabinieri e poi quando viene bloccato contromano accelera e si scontra contro le forze dell'ordine. I carabinieri della stazione di Santa Flavia con i colleghi del radiomobile della compagnia di bagheria hanno arrestato un 17enne baghierese accusato di violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Il ragazzo a bordo di uno scooter senza indossare il casco in via Cristoforo Colombo a Santa Flavia non si è fermato all'alto e ha investito un militare dandosi alla fuga. I militari dell'Arma lo hanno intercettato contromano in via Vittorio Emanuele Orlando. Nonostante la presenza dell'auto, il giovane ha accelerato ed è finito contro la vettura. Ha abbandonato lo scooter e ha cercato di fuggire a piedi. Poco dopo è stato raggiunto e bloccato dai carabinieri. Lo scooter è stato sequestrato perché senza assicurazione e senza targa. Il 17enne non aveva conseguito la patente. L'arresto è stato poi convalidato dal GIP che ha disposto per lui il collocamento in comunità. Il sindacato SIM dei carabinieri esprime ferma condanna. Questi eventi si inseriscono in una preoccupante escalation di violenze contro le forze dell'ordine, si legge in una nota. Recentemente a Catania un agente di polizia è stato sfregiato al volto con un taglierino durante un controllo. 3 giovani sono stati arrestati a Palermo per una rissa avvenuta la notte scorsa in corso Vittorio Emanuele, vicino a Piazza Marina. A lanciare l'allarme alcuni residenti svegliati dalle urla che provenivano dalla strada. I 3 erano ubriachi e all'arrivo delle forze di polizia hanno tentato di fuggire, ma sono stati bloccati. Monreale si traveste da fantasma con un lenzuolo sulla testa per gettare i rifiuti in modo illegale e non essere individuato. Il video è diventato virale, però ha tuttavia permesso alla Polizia Municipale di trovare il trasgressore che è stato multato. Marco Gullà. Sui social è già stato soprannominato il fantasma dell'immondizia. Monreale lo vedete in questo video mentre un uomo coperto da un lenzuolo getta rifiuti in modo illegale senza rispettare i turni della differenziata. Il trasgressore è stato identificato dalla Polizia Municipale grazie ai sistemi di videosorveglianza che hanno permesso di seguirlo sin da quando ha conferito illegalmente rifiuti fino al suo arrivo a casa. Il fantasma così è stato identificato e multato. Continuiamo a riscontrare atti di inciviltà inaccettabili, ha dichiarato l'assessore del comune monrealese Giulio Mannino. Nonostante i nostri sforzi per mantenere pulita la città ed educare alla corretta gestione dei rifiuti, c'è ancora chi ignora le regole, danneggiando l'ambiente e la nostra comunità. Il comune di Monreale promette quindi battaglia sui rifiuti, sperando di non doversi affidare ai Ghostbusters per dare la caccia ai trasgressori. A processo a Ragusa l'equipaggio della Mare Ionio, nave della ONG fondata da Luca Casarini, lo ha deciso la giudice della città. L'accusa è favoreggiamento dell'immigrazione clandestina con l'aggravante di averne tratto profitto. Non ci faremo intimidire, la replica. Servizio di Veronica Barbarino.
Era settembre del 2020 quando 27 naufraghi della nave cargo danese Tian Marsk furono trasbordati sulla nave umanitaria Mare Jonio, che li fece poi sbarcare a Pozzallo. 2 mesi dopo, la società armatrice danese versò 125.000 euro all'armatrice della Mare Jonio. In 7 della ONG, tra cui il comandante, furono imputati per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina con la presunta aggravante di aver tratto profitto. A distanza di 5 anni, il GUP del Tribunale di Ragusa ha rinviato a giudizio tutti gli imputati, fissando la prima udienza del processo il 21 ottobre prossimo. Non sono mancate le reazioni. La legale dei 7 componenti della ONG sostiene che su questa vicenda sia stata costruita una montatura politico-giudiziaria e si dice pronta a smantellarla in sede di processo. Luca Casarini, il fondatore di Mediterranean Saving Humans, invece ribadisce di aver aiutato 27 persone lasciate in mezzo al mare per 38 giorni e che la solidarietà non è un reato. Nel mentre è stata annunciata dall'ONG una nuova nave pronta a salpare e soccorrere chi chiede aiuto in mare, dimostrando che un altro Mediterraneo è possibile. Torniamo a Palermo, c'è stato un sit-in della CGIL e del PD questa mattina davanti all'assessorato regionale della sanità per chiedere cure migliori e l'abbattimento delle liste d'attesa. Maglio Viola. Nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, i cosiddetti LEA, la Sicilia è tra le ultime regioni d'Italia e non raggiunge la soglia della sufficienza nell'area della prevenzione e in quella distrettuale. Lo si scopre dal monitoraggio del Ministero della Salute attraverso gli indicatori core del nuovo sistema di garanzia per l'anno 2023 che sono stati aggiornati ad aprile del 2025. Dunque la sanità siciliana è in coda al sistema paese. A fronte di ciò in Sicilia c'è una carenza di personale nel sistema sanitario di circa 16.000 unità. Per questo oggi CGIL e PD hanno inscenato un sit-in davanti all'assessorato regionale per chiedere una sanità migliore che rispetti i livelli essenziali di assistenza, che abbatta drasticamente le liste d'attesa, che paghi gli operatori del sistema. Siamo ancora privi di un piano della rete ospedaliera che doveva già essere pronta alla fine dello scorso anno. Non si stanno affrontando le lunghe liste d'attesa, non c'è una risposta rispetto alla difficoltà e alla sofferenza del pronto soccorso e poi c'è tutto il tema del personale. Di fronte a queste 4 questioni il governo della regione già da un anno ci dice di settimana in settimana che assumerà questo come elemento prioritario, invece purtroppo ad oggi, dopo un anno, nessun tipo di risposta è arrivata. Tutto questo naturalmente non è accettabile. Per parte sua la Regione non si tira indietro. L'assessorato della salute, si legge in una nota, sta recuperando le risorse necessarie per colmare un vuoto finanziario ereditato e mantenere così un rapporto stabile e trasparente con tutte le componenti del sistema sanitario regionale. Abbiamo scelto di agire con senso di responsabilità, dice il presidente della Regione Renato Schifani, che sottolinea la scelta di mantenere fede agli impegni presi anche dai suoi predecessori. La sanità siciliana è impegnata nel rafforzamento della propria capacità di diagnosi e cura, conclude il governatore. Affitti brevi, cade il divieto del check-in fai da te. Il TAR del Lazio boccia la circolare del Viminale che introduceva l'obbligo di riconoscimento fisico degli ospiti. Ritorna insomma per il settore extra-alberghiero l'uso delle key box. Veronica Barbarino. Check-in in presenza o uso della K-Box per gli affitti brevi? Se nel novembre scorso il Ministero dell'Interno, per questione di sicurezza, introduceva l'obbligo di riconoscimento fisico degli ospiti di case vacanza, affittacamere e B&B, vietando così il self-check-in, a ridosso delle vacanze estive tutto torna come prima. Il TAR del Lazio, infatti, boccia la stretta del Viminale, dichiarando che l'identificazione dei visu non risulta di per sé in grado di garantire l'ordine e la sicurezza pubblica. Ai locatari quindi la scelta. Noi con il nostro B&B a Ragusa abbiamo scelto sin da subito di adottare la procedura di self-check-in, in quanto risulta molto comoda. Secondo noi, pur non vedendo l'ospite al momento del check-in, si può rimanere in contatto con l'ospite ed essere veramente molto presenti, anche se non fisicamente, durante tutta la permanenza sul territorio. Noi abbiamo scelto di accogliere l'ospite di persona. Subito dopo forniamo un codice di accesso che serve per poter entrare sia al portone che in camera, in modo tale che l'ospite si sente libero di muoversi in totale autonomia. Le generalità degli ospiti verranno sempre e comunque comunicate alle autorità di pubblica sicurezza. Ma il turista cosa preferisce?
è comodo avere una scatoletta in cui riporre le chiavi. I with the check-in person. Prendere direttamente le chiavi è più comodo, perché tu comunque non hai bisogno di organizzarti e vederti in quell'ora con quella persona per forza. Questa sentenza rappresenta un importante passo avanti per il settore extraalberghiero, che ora può nuovamente beneficiare della flessibilità offerta dal check-in fai da te, pur nel rispetto delle normative di sicurezza. E ancora a proposito di turismo, nel catanese cresce l'attrattiva di Acireale. Il sindaco Barbagallo però è prudente, dice solo il punto di partenza, serve lavoro e un cambio culturale. Tonino De Mana. Se la matematica non è un'opinione, i numeri certificano il rilancio turistico di Acireale. Con un pizzico di orgoglio il sindaco Roberto Barbagallo rivendica il lavoro svolto in questi 2 anni e lo fa mostrando slide tutte in costante risalita, specie alla voce pernottamento. C'è un incremento dei flussi turistici nella nostra città, chiaramente sono dei flussi o comunque delle persone che arrivano e stanno qualche giorno, molti forse anche mezza giornata o una giornata, quindi dobbiamo lavorare qui. Questi numeri, è stato detto, devono essere un punto di partenza e non di arrivo, e per essere ancora più attrattivi occorre tanto lavoro ed un cambio culturale. Affinché Acireale diventi realmente una destinazione turistica ha bisogno ancora di tantissime cose. Di fatto Acireale ha ripreso la centralità persa da tempo. A Messina un'importante iniziativa punta a dotare tutte le chiese e i luoghi di culto della città di defibrillatori e kit di primo soccorso. Oggi è la presentazione del progetto pilota che si inserisce in quello complessivo di Messina Cardioprotetta. Francesco Triolo. Un'iniziativa pilota destinata ad inserirsi nel progetto più ampio di Messina Cardioprotetta. La chiesa di Santa Maria della Lettera di Torrefara, alle porte della stagione estiva che riempie il borgo di turisti e vacanzieri, si dota di un defibrillatore e di un kit di primo soccorso. Un cuore che batte ama la vita è lo slogan dell'iniziativa, che verrà allargata a tutti i luoghi di culto della città. Questo diventa, come dire, il faro, il pilota di quello che è il progetto che noi stiamo portando avanti, che è Messina Cardioprotetta Salva Me, appunto, che vuole essere estesa a tutte le parrocchie come luoghi di culto, ma anche a tutti i luoghi dove è possibile installare dei defibrillatori. Messina sta facendo della prevenzione una delle sue battaglie. Sono già 250, ad esempio, i defibrillatori installati dall'azienda Trasporti. I nostri autisti hanno fatto tutti il corso attraverso la Croce Rossa di BSLD, quindi hanno il corso per il pronto intervento e in passato una volta è stato utilizzato. Il defibrillatore per la parrocchia di Torrefara è stato acquistato attraverso le donazioni da parte dei cittadini e delle realtà commerciali, culturali, sportive e sociali del territorio, raccogliendo l'appello dei promotori e dei parrocchiani. Capo Peloro e Torrefaro sono delle zone abbastanza frequentate dai turisti, ci è sembrato opportuno approfittarne di questo momento per lanciare questo progetto sicuramente interessante. Apprezzo io assieme a tutta la comunità questo progetto, soprattutto questa iniziativa, perché ci permette di abbreviare i tempi di intervento nel momento in cui c'è un rischio, il rischio salute, il rischio infarto. È il momento della nostra pausa, subito dopo, per il calcio, attesa a breve la sentenza del Tribunale Federale Nazionale sulle penalizzazioni di Trapani e Messina. Vi aspettiamo. Oggi arriveranno le sentenze del Tribunale Federale per Trapani e Messina, mentre il Catania attende di conoscere il futuro del direttore sportivo Daniele Faggiano. Servizio di Francesco Triolo. È una fase di stand-by, motori spenti, almeno apparentemente in casa Catania. Sia il vicepresidente Vincenzo Grella che il direttore sportivo Daniele Faggiano si trovano fuori città. Il DS per visionare partite e giocatori. Grella rientrerà a Catania domani, allora si potrà ritornare a discutere, come già fatto nei giorni scorsi con il dirigente, sul futuro suo e della squadra.
Quello di Faggiano è il primo tassello, la prima casella da sistemare per programmare poi la prossima stagione. La seconda è quella dell'allenatore con Mimmo Toscano, che ha ancora un anno di contratto e dovrebbe, a meno di clamorose rotture, rimanere comunque sulla panchina rossa-azzurra. Poi il discorso si sposterà sui giocatori e c'è attenzione, oggi più che mai, sulla finale playoff, visto che protagonista sarà la Ternana di Cianci e Ciccerelli. Nel pomeriggio invece sono attesi i verdetti del Tribunale Nazionale Federale sui deferimenti di Messina e Trapani per i mancati pagamenti e per il caso dei crediti di imposta utilizzati per adempiervi. Si va verso una penalizzazione da scontare in questa stagione per i Granata e per il prossimo campionato per entrambe. Siracusa invece è concentrato sulla semifinale di ritorno della pool scudetto contro l'Ospitaletto. Dopo la vittoria 3-2 in casa, la squadra allenata da Turati domenica dovrà difendere il gol di vantaggio nella trasferta in terra bresciana. Ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, appuntamento alle 20, buon pomeriggio.